Saluto i partecipanti al premio Divock, la giuria e il carissimo Emanuele Franz. Il premio Divock 2. Io sono Fabrizio Carloncelli, vincitore del premio Divock alla sua prima edizione. Vorrei che in questa seconda edizione ci sentissimo, come disse Vittorio Sgarbi nel video che mandò per la premiazione della prima edizione, Uomini Liberi. Vittorio Sgarbi disse: c'è una cosa certa, sicura, che chi ha vinto il premio Divock è un uomo libero. Tutti coloro che parteciparono al premio Divock erano uomini liberi. Il mio augurio è che ce ne siano 100 di premi Divock, successivi uno all'altro, finché non si dimentichi che Divock è la parola Covid al contrario. Io vorrei che ce ne fossero 100 finché il premio Divock diventi soltanto un premio di letteratura e non più il premio di letteratura dedicato ai non vaccinati. Questa particolarità deve essere non semplicemente superata, assorbita, deve essere mantenuta per il tempo per il quale tutti noi torniamo uomini di cultura e uomini liberi. Grazie.